Un'interpretazione emozionante dell'Inno d'Italia e l'intervento del presidente Roberto Capobianco ha avuto inizio il dibattito della 14ª Assemblea Nazionale di Conflavoro, una giornata memorabile per l'imprenditoria italiana arrivata da ogni parte della nazione per vivere un grande evento lo scorso 26 settembre al Teatro Eliseo di Roma, anticipato la sera del 25 da una cena di gala. Durante i lavori dell'Assemblea Nazionale di Conflavoro è intervenuto il vice premier Matteo Salvini ed è stata ribadita l'importanza cruciale di un confronto diretto tra imprese e istituzioni. Le proposte emerse rappresentano un passo decisivo per affrontare le sfide del lavoro, della burocrazia e della competitività. Durante l'assemblea il presidente Capobianco ha annunciato che la neonata Conflavoro Costruzioni ha siglato con Confsal il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili senza l'obbligo della cassa edile, una risposta diretta e concreta alle richieste delle imprese edili associate a Conflavoro che da sempre sperano in questo risultato, ha detto il segretario regionale della Sicilia e vicepresidente nazionale Giuseppe Pullara. Anche quest'anno l'Assemblea Conflavoro è stato un grande successo, una grande presenza, più di 1000 persone e una folta delegazione della Regione Sicilia. In presenza del Vice Premier si è discusso di un importante tema che sta a cuore al settore delle costruzioni, perché oggi Conflavoro ha firmato il nuovo contratto nel settore delle costruzioni per dare più respiro e per supportare tutte le aziende del settore dell'edilizia. All'evento, moderato dalla conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo, era presente una nutrita delegazione siciliana, una realtà sempre più in crescita e che guarda al futuro. Conflavoro uno sguardo attento alla Sicilia non solo per le peculiarità turistiche e monumentali, ma per il numero elevato di imprese che contribuiscono allo sviluppo dell'intero territorio nazionale. Quindi Conflavoro a fianco della Regione Sicilia per far sì che queste imprese possano essere supportate e a continuare a creare sviluppo per il nostro territorio nazionale. L'impresa chiamò, questo è il tema scelto per l'appuntamento del 2024, che ha segnato un punto di svolta con l'impegno di tradurre il dialogo in azioni concrete per sostenere e rilanciare il tessuto imprenditoriale italiano.